È l'unica ambulanza veterinaria operativa in Veneto, quella dell'associazione Artemis di Marcona ai confini tra il veneziano e il trevigiano. 10 volontari sono rientrati da qualche giorno dalla Romagna, dalle zone alluvionate dove sono andati in aiuto di cani e gatti in pericolo di vita. Ci siamo presi i giorni di ferie dai nostri lavori, ci siamo organizzati e partiti, però nonostante siamo arrivati verso il periodo finale, siamo arrivati a Conselice, che era la zona rossa del momento, e comunque nonostante tutto abbiamo fatto parecchi soccorsi, da cani che stavano annegando in giardini allagati fino addirittura a il recupero, ricerca e soccorso di cuccioli in un gattile a Medicina, che l'acqua era talmente tanto alta che neanche si toccava, quindi bisognava nuotare. Poi il posto era talmente tanto allagato che la ricerca e soccorso si è trasformata in soccorso di gatti, di cuccioli di gatto, se c'erano, che per fortuna non ce n'erano, erano già stati evacuati, e abbiamo creato 2 isole sicure dove poter dare del cibo, perché stavano per iniziare a brevi i lavori di drenaggio del campo, e quindi per riuscire a fargli mangiare quei gatti abbiamo lasciato 35 kg di crocchette in 2 isole facilmente raggiungibili. Infatti, come li abbiamo lasciati, sono arrivati tutti i gatti a mangiare, anche perché erano isolati da qualche giorno. La realtà di Marcon, che ha 5 anni, ha risposto a un appello delle associazioni animaliste romagnole, aprendo un conto corrente e una raccolta di cibo per animali. Caricata l'ambulanza Puma con materiale per il primo soccorso, i volontari sono partiti. Mi rendo conto che forse sono soccorsi quasi secondari. Però c'è gente che lo reputa come se fosse un figlio l'animale ormai, soprattutto dopo il Covid, che c'è stato un boom di animali d'affezione. E lì abbiamo deciso appunto di subentrare noi, perché è giusto anche non togliere soccorsi alle persone. La cosa che fa veramente triste, che ti colpisce, sono le strade dove non puoi camminare, ma non per l'acqua. Non cammini perché ci sono le macerie buttate fuori. Stufe, frigoriferi, televisori, divani, letti, materassi, tutto buttato fuori, tutto inutilizzabile. Alla battuta sembra la laguna, si è passati subito al rendiamoci conto che qua c'è gente che ha perso tutto.